scusate se comincio lendo una cosa che secondo come parliamo su ti a poter finzas offendere o qualcuno si deve poter finzas offendere ti carzonare di salimba sarda però su sarda naturalmente non so vedendo se lo fate di altro salimba sarda è salimba dessa normalità de so sardos. E sicuramente ben facile a pensare che deve essere tanto sul contrario, no? Provate a pensare, fizza sì, se mi domandate i testi della normalità, non voglio spiegare. Però, insomma, quando uno è normale, insomma, pare che non va tutto quanto lo comprendiamo, no? Salimba de su sardo è salimba dessa normalità de su sardos. E salimba, attenzione, salimba registra sa vita, registra sa storia, finza de tutto quanto su chi ha registrato li conosciamo su Leonardo, questo è in inglese, sa punta, meso in sardo, meso in inglese, un iceberg. Le conosciamo di Aberuago, su chi barra da insa speravo se chi conosciamo in sa cosa che abbiamo iscritta, ma veramente de manca da meda, devo dentro questa convenzione, per esempio, ma non è scritta una convenzione nasce da qua, insomma, che giochiamo fantasia, che dentro una certa esperienza pratica, narro sempre che si in una ida, iscriene, de che libero, ma vi sermano, tutto canto in sardo e tutto canto di argomenti differenti. E questo libro non ne ho capito, tutto canto sul lessico, tutto canto sa cultura che veste in coseida. Io non sono in coseida. Chi era andare, insomma, di abbiamo inizia scandalo, ricollimmo su uno sparo di andare con l'idumeda da sardo, in questo senso dentro qualche esperienza, e è una che abitato ancora un montone di altri di scoprire e di conoscere. Li conosciamo su di Aberuago, se rimpasare per me con tutto canto che abitato in questo ultimo 20 chimbe, ormai 30 anni, sono amo adesso 70 chimbe in cui opera senza sardo, la dice un montone. È una cosa veramente straordinaria. Però di un'area che siamo ancora scoprendo questa lingua sarda che io per me è recuperata assolutamente tutto quanto. E se il sardo è questa lingua della normalità, adesso sardo so granare finché stando qui sono normali, altre cose, ma chi studiamo, chi conosciamo, si storia nostra, chi conosciamo, studiamo sulla realtà nostra, tutto quanto su questo, insomma, sul mondo, sulla realtà de so sardo. È normale, finza chi sa lingua sarda sia sa lingua de si scuola, sia sa lingua de si scuola. Fatto questo, beste su luogo, però tutto quanto sa satera lingua, su sardo non attento mai non da incontrare a sa satera lingua, sapete, ma addirittura uno proverbio in area di limbar meda sabiduria meda, insomma, non ha fatto mai per uno contro incontrare a sa satera lingua. Però se non recuperiamo questa normalità della lingua nostra, sicuramente non manca di vero cosa meda, è una cosa assolutamente grave, non si può insistere. Naro semplicemente chi sul documento tanto che hanno ammanizzato sugli studenti delle università di Sassari per mandare a amministrazione in pratica, a dirigenza di queste università, di questa regione Gai, è una cosa che si può dire, quindi con mia te che riferimmo, no, basta uno, però personale che è una cosa assolutamente buona, necessaria, giusta, che tocca a fare imprese. E salimba è usato salimba della normalità del società, vedete, non solo dei gusti che la questionano o la che questionare. Ed è un'area che il finzer di gusto su chi l'han perdita e mancare di ancora la finzer questionare e mancare a gatta una difficoltà
ma devono arrivare finza, salimba questa normalità, adesso sardos che non la deve questionare. Proite no, che non sono in un mondo che si sia, non sono, e sono in questa realtà, in questa realtà adesso usate lo sardos. E salimba non è un mezzo di comunicazione, come giustamente ha criticato Diego. E se salimba vede stato un mezzo di comunicazione, solo un mezzo di comunicazione, ma noi scodecanto il millennio in suo mondo, in tutto il mondo, quindi gli adapti non è via. Salimba registra sa vita, e sa vita che facciamo in noi, che non è stessa ma stessa vita che facciamo in un altro luogo, dunque noi dobbiamo andare per forza altre cose. E tanto non ero, e salimba questa normalità, di una questa libertà, di questa responsabilità de sardos, tocca chi assolutamente il gusto bilompemo su canto prima è possibile, e tocca fare tutto canto su spasso necessario. Posso contare che archi così che da sui Kirko de Vagareo, de quando che io approfondito usardo, a 21 anni, quando sono andato a fare il servizio militare, siete in Pulma a posicato su sardo, salvo poi a dentro la fortuna di andare di scoprire lo sardo e di scoprire vinza ite fissa questione e non da uno 7-8 anni appustisi che hanno compreso insomma ite vissa questione abbonato no mica d'oro a sardo non tenzo nulla contro l'italiano anzi se lo dia che lo conoscere metamente documenti l'ho sempre studiato però la lingua nostra è sardo non può mancare in suo comportamento nostro in suo essere gente in questo luogo non può mancare la lingua nostra. E tanto mica sono tornato a sardo e dico, insomma, ho cercato di studiare e a suo punto, insomma, che in su 1987 mi vi assentato per questo 3 anni, per fare su dizionario della lingua e della cultura sarda. E faghinde, e naturalmente io ho detto tutto canto su chi busca con teste, canteste, e che hai tutto canto, insomma, su chi distingue questa lingua sarda e a pago, insomma, a ponato bai, no, che dia da toccare, deve essere finza a fare in scuola di lingua sarda, no? Proprio di imparare il sardo come si impara un'altra lingua in scuola. E di qui ha cominciato a manizzare, insomma, a tenere un'idea, insomma, di come schematizzare un corso di lingua sarda. Naturalmente, fai date in sardo, in questo senso, che sono tornato a su sardo, praticamente sul primo anno del 1970, forse su 73-74, e in cui ha potuto vincere di serracare con autorità se che hai solamente una cosa e via che voi potete spiegare qualche cosa. Sul primo consiglio di classe che ha fatto, consiglio di classe, di Brusamanco gli schieno volete dire con il suo personale ha sempre questionato in sardo e questo di normalità insomma no? Sul primo consiglio di classe che ha fatto come è stoccato a fare a mie ad inteso che io fai del sardo si prese sin devesa come una molla e chiusa la riunione e insomma ha accabato tutto e poi in cui ha cominciato un'altra questione. Posso tornare finza su un'altra cosa, ormai sono in pensione come docente, dopo fatto su professore di scuola media e posso assicurare chi sicuramente in tutto quanto sono scorsizzero di classe e per tutto sono scollegio di ha sempre questionato in sardo pensate oggi se sa figura che ha fatto ha sempre fatto sa figura di su maleducato bello complimento per la iesta insomma proponere le danno e credo finza di conoscere un vago di grenare resa difficoltà di regolare questa normalità del suo essere sardo prite giusto Vincenzo su chi viene e Nicola Cantalupo, provate a narrare tutto canto, su chi hai mostenere di narrare, in su mondo di oggi, attenzione, che non è manco, giusto, su chi nos hanno, su chi abbiamo sconosciuto a minore, provate a narrare in sardo, è proprio una volta, nos adattiamo di avere in difficoltà, lunare grosso satero comincia a lunare come tutto che pure insomma di sardo modestamente dopo buscato, moricato, collido
pro tenere, insomma, qualche cosa, non un'altra cosa dura, è cosa che noi quando lo vogliamo fare, ma sul dizionario, ormai con più di 100 e 8.000 lingue, con tutto quanto, sa letteratura, sa fraseologia che ha pulito, con tutte le traduzioni che dentro, e beh, sul dizionario non devo avere in bambino, l'utenza in formato elettronico in FileMaker, un database, e a questo punto insomma, per me a fare che sia circa in sul dizionario, in tutto quanto questo materiale, questo yoga, ma devo sempre narrare chi si deve narrare assolutamente tutto quanto in sardo, prude una volta mi ha gatto in difficoltà. E poi te difficoltà del bada, poi te si storia cambia, il mondo cambia, e tanto a questo punto si a pizzo finza speravola, sicuramente non abbiamo sconnoto e andiamo a vivere, insomma, se lo vogliamo narrare in sardo, non si pensa di demoniario, un'altra parabola, o bindana, insomma, no? E sicuramente è difficile. Ad ogni modo, un scherzo, che a questo voi è invito che mi hanno fatto, un scherzo montare via di una esperienza che ha fatto. Il corso di lingua sarda praticamente ha cominciato in università della terza età in Carbonia, che mi hanno invitato a fare lezioni di lingua sarda, no? Una collega di scuola mia, e ha fatto 14 lezioni, naturalmente in sardo questo specifico. E mi ha dato questa possibilità di cominciare a pensare a un corso di lingua sarda strutturato, no? E preparato. E questo poi ha possibilità di fare. Abbiamo fatto praticamente un Kimbe Master di secondo livello in Università di Castello, lingua sarda la Povateo, poi corso di aggiornamento per docente, senza pagato a manco su un'ora 20 Kimbe, se non è vero sicuro, ne so che bene uno finza a questa dia, se ho canno non ho fatto battere, pro docente. E insomma dentro una certa esperienza. Sapranno l'amministrazione dell'università mi ha chiesto di fare un corso di lingua sarda, ne ha fatto uno, però mi hanno dato a baita che lo querimo su filmare, poi teniamo l'idea di lo ponere poi online. E a questo punto tutto quanto su materiale che tenia strutturato in una scanta lezione e normalmente una lezione dura da 3 ore e la potete preparare in PowerPoint, questo per chi conoscete PowerPoint, a maniera che questa lezione a maniera da poter fare stende in tempo di un'ora, qualche cosa di brutto, qualche cosa di manco, però insomma della fare in un'ora. Va bene, l'abbiamo fatto questo corso, naturalmente andiamo allievo in dainante, tanto questo corso in pratica da 11 lezioni durei a 3 ore, però questa lezione, andiamo vera e propria, la faccia sempre in PowerPoint, pensate di arrivarlo a poter più fare, no? a fare una riduzione a maniera di fargli stare in una scanta diapositiva di PowerPoint tutto quanto la lezione. Però ad ogni modo l'ho fatto, che ho imparato a conoscere PowerPoint, se no non l'ho sempre pensato, però che mai si vi posto. Tanto papà perdere un bel po' di tempo, però l'ho fatto, e con suoi scorsistas intenanti, e hanno filmato il suo corso. Poi sanno fatto, questo l'abbiamo fatto in Sattunzo, forse 2017 2018, forse su 2018. Poi sanno inveniente, ma in su mese di gennaio, l'hanno posto proprio online su corso e si va descritto uno schendo 20 corsista, no? Provare su corso e l'hanno acabato con una prova, con un esame, una barantina de corsistas. Sanno il fatto, e praticamente di ad essere Occanno, dunque, 2011, 2010, forse stanno vedendo su 2009 che lei aveva fatto e l'abbiamo registrato. Fatista che Occanno in su mese di gennaio è partito, statelo seguendo un corso online praticamente su Mattessi e si va iscritto addirittura più di 40 corsistas, dopo che poi l'hanno concluso con un esame
solo una 58, 57, 58 corsistas, va bene. Ma cosa assolutamente interessante, vide ad essere a Sesame una cilena, che ha fatto tutto quanto il corso, ha fatto su billette, provato su viaggio, Cile, Sardegna, pagato, attenzione, e quest'ultima giorni, prima del suo viaggio, un attento incidente, uno viso su, e insomma, non è sputi bene, però parlare, insomma, chi la gente interessata, un vago di fare un logo, finché si può deponere che sicuramente questa cosa sono dischiente sfrusato, lo scorsista sfrusato, un corso che tiene a essere sempre sossardo, su questo resto di onare, sì, va bene, un corso di masarda di poter interessare vincere altra gente, però so schisiamo di andare di ponere delle aree su passo giusto in questione dell'imbasarda, e siamo sossardo, siamo assolutamente noi, insomma, lo schiso sardo o lo questionamo o finza lo conosciamo nessi come desinare in maniera passiva, in suo senso che nessi lo comprendiamo. E sono questi corsi, sono azzumaidotto, sono corsi che ho provato, sono azzumaidotto, corso di fonologia e tanto questione di pronuncia e di scrittura. E cominciano però come a mi dimandare corso di morfologia e di sintassi, insomma, uno secondo, uno terzo livello. E corso di morfologia da poi ho fatto uno in questa provincia adesso medio campidano, però sono tutti docenti, ho finito docenti, sono funzionario di questa amministrazione provinciale e comunale, però devo dire una cosa, che normalmente i corsi schivati sono di una trentina di ore, sono troppo vaghe, che in sul laboratorio dell'Imbasarda dell'università, che hai finza in altri scorsi, a per il mio di servire buona, che in banta ora, ma buona, che mandava finza a spaga, sono provare sempre un minimo corso di fonologia con tutte le questioni di pronuncia e di scrittura di sardo, non mi dimandate a scale sardo, però devo un incontro assolutamente tutto canto su sardo e non fai mai di gusto, ma non degustate, no, assolutamente. Penso sempre a tutto canto sardo. E prosa grammatica di onaro, prosa grammatica, questa morfologia di anche assolutamente sempre, nessi, una buona schimbatoria per il mio sono sempre pagas. Poi, però, tutto quanto su questa sintassi di andare a tenere tanto. Insomma, è una cosa di vagare di onaro seriamente, finza sì. Poi seriamente non si scrive sempre i tegrenare, però insomma è una cosa di vagare, non come ti si tocca, insomma, con un criterio e con questo tempo sono necessario, è anzitutto una cosa di vagare, non, nato in italiano, una orta, don zidane, no, deppimos assolutamente resessire finché come formazione, come esperienza di scuola, di vagare come cosa di normalità. Appo finito, a mezzo del video di un secondo.